Buonasera a tutti. Allora, questa sera avremo un intervento di un geofisico, un professore dell'INGV, ma già nostro collega geologo di origine, ci tiene a specificarlo, poi il dottorato in geofisica e così via, che l'ha portato poi all'INGV nella sezione di Genova, e nella sezione di Genova, che diciamo è una sezione anche piuttosto storica, visto che fa parte della rete nazionale geofisica e quindi molto importante. Un curriculum di enorme pregio, obiettivamente, perché oltre a essere primo ricercatore dell'INGV, è fondatore e responsabile del gruppo di lavoro per la comunicazione della Commissione Sismologica Europea, membro del consiglio scientifico del Festival della Scienza di Genova, ha presentato relazioni scientifiche ad invito all'Accademia delle Scienze di Pechino e all'Università di Losanna, collabora con varie università, collabora anche con i nostri comuni amici francesi, quindi Xavier e così via, e quindi si è specializzato in geofisica, visiting scientist al United States Geological Survey, quindi diciamo un curriculum estremamente ricco, direi che non ti avanza tempo a questo punto. L'argomento che ci propone questa sera è un argomento molto interessante, perché la geofisica, come queste materie altamente tecnologiche, hanno avuto uno sviluppo già più recente rispetto alla geologia stratigrafica tradizionale. E quindi gli automatismi intorno agli automatismi delle localizzazioni, dell'ascolto, della localizzazione dei terremoti, lo studio della struttura della Terra, in effetti è già piuttosto recente. E noi che siamo in una regione piuttosto ballerina, in effetti sentiamo estremamente bisogno di studi così approfonditi. Il titolo è accattivante, dalla penna al pennino, quindi penso che ci farai rivivere, diciamo, tutta questa evoluzione tecnologica. E quindi a questo punto ti passo la parola e, e siamo in ascolto. Sì, buonasera. Comincerò con i saluti di rito, che in questo caso sono in realtà un sincero ringraziamento all'Accademia per avermi ospitato, a voi che avete sfidato anche lo sciopero degli autobus per essere qui, a coloro che ci stanno guardando in questo momento nel collegamento Zoom e a quelli che ci guarderanno poi con la registrazione su YouTube. Allora, questa conferenza inizia 2000 anni fa. Di solito quando dico così, la maggior parte delle persone si alzano, scappano, qualcuno finge un malore e quindi mi sento di dovervi avvisare del fatto che non vi parlerò degli ultimi 2000 anni. Però è necessario che andiamo davvero indietro nel tempo, perché tutto comincia quando come si può dire, un poliedrico scienziato e artista cinese inventa il sismoscopio, un oggetto cioè che, come suggerisce il nome, serve a rilevare terremoti ma non è in grado di registrarli, da qui il nome scopio, e che era anche carino da vedere, andrebbe bene in qualche bel salotto. Era praticamente un vaso con 8 draghi recanti ognuno di loro una pallina nella bocca, rivolta secondo, ognuno di questi rivolto secondo la direzione della rosa dei venti, e avevano al loro equivalente sulla base dello strumento 8 rane con la bocca aperta. Il sistema all'interno era un pendolo, quindi quando veniva il terremoto scuoteva questo oggetto e le palline cadevano dalla bocca del drago verso la rana, indicando che si era verificato un terremoto e dando anche informazione sulla direzione di propagazione delle onde. Su questo strumento sono stati fatti moltissimi studi e ci sono due cose che mi sento di ricordare.
La prima è che secondo alcuni questo non è uno strumento sismico, cioè secondo alcuni questo strumento è stato costruito come strumento bellico, perché essendo in grado di rilevare delle vibrazioni, serviva in realtà a indicare che si stava avvicinando un esercito nemico, che ovviamente marciando fa una vibrazione, quindi secondo alcuni in realtà l'applicazione nella sismometria, nella sismologia in realtà è relativa. E un'altra informazione interessante invece è che pare che abbia davvero rilevato un terremoto. A un certo punto Zhang Heng, questo scienziato cinese, dichiarò che si era verificato un terremoto, ma non c'erano evidenze di questo terremoto nel posto dove lo strumento era. Per cui fu ovviamente molto criticato, anche deriso, fino a quando un messo arrivò da una località distante, qualche decina di chilometri, dichiarando che appunto in quell'area c'era stato un terremoto e quindi in qualche maniera rivalutando questo strumento che evidentemente almeno una volta, secondo le cronache, ha funzionato. A partire da questo momento passano ovviamente 2000 anni nei quali abbiamo alterne vicende. Ci sono dei momenti in cui la sismometria ha uno sviluppo importante, tutti vogliono costruire un sismografo, e dei momenti in cui invece non succede niente. Io non voglio, è una storia davvero interessante perché è fatta di intuizioni, di scienziati che si improvvisano tecnici, di collaborazioni fra scienziati che apparentemente non si vogliono bene, ma in realtà concorrono alla costruzione di uno strumento che sia il più possibile utile ed efficace. Comunque succede che ricordiamo in questi 2000 anni gli eventi più interessanti. Per esempio ricordiamo questo strumento che risale al 1818, è uno strumento che fa sorridere, era fatto con un contenitore, la parte superiore contiene del mercurio liquido. Quando veniva il terremoto, il principio è molto simile a quello del sismoscopio. Quando arrivava il terremoto, lo strumento si scuoteva, il mercurio che era all'interno della tazza superiore, della parte superiore, scivolava attraverso quelle fenditure che vedete collegate alle tazze di legno e quindi indicava appunto che si era verificato un terremoto, dava un'idea sulla direzione di propagazione delle onde e anche qualche idea sulla forza del terremoto. Più mercurio spillava, più evidentemente il terremoto era stato forte. Si dice che questo strumento, che è attribuito a Cacciatore, uno scienziato napoletano, fosse in realtà stato copiato da uno scienziato francese, tuttavia lo ricordiamo perché è un momento in cui appunto lo strumento viene definito semplice ed ingegnoso, in realtà a noi fa un po' sorridere. Facciamo un salto in avanti e andiamo davvero verso la sismometria più moderna. Questo è il primo sismografo elettrico, quindi azionato attraverso corrente elettrica, costruito da Palmieri nel 1856. Ne esiste un modello ricostruito funzionante all'Osservatorio Vesuviano di Napoli. Era composto di due parti. Sulla vostra parte destra vedete tutti i sistemi di rilevazione del movimento del terreno, mentre sulla parte sinistra c'è la parte di registrazione. E qui abbiamo davvero delle intuizioni eccezionali, perché ci sono due orologi, probabilmente riuscite ad apprezzarlo. Uno degli orologi si bloccava non appena cominciava il movimento, quindi fissava l'ora in cui era iniziato il terremoto. Quindi passiamo da quello che era un sismoscopio a qualche informazione in più scientifica utilizzabile. L'altro orologio faceva scorrere un pezzettino, una fettuccia di carta, la quale appunto scorreva in maniera proporzionale al tempo e quindi attraverso due pennini, pare uno blu, uno rosso, bisogna vedere, sembra un po' la matita usata dai professori, scriveva i movimenti del terreno, indicava i movimenti del terreno su questa fettuccia di carta e quindi è primo esempio davvero di sismografo, cioè di oggetto per il quale rimane una registrazione. Poi abbiamo agli inizi del Novecento un improvviso aumento delle dimensioni degli strumenti. Questi sono due sismografi Vickert dei primi del Novecento. Quello di sinistra misura la componente verticale del terreno, quindi lo scuotimento che spesso ed erroneamente chiamiamo sussultorio, e quello a destra il movimento invece ondulatorio, quindi lo scuotimento lungo il piano orizzontale. Le caratteristiche sono che, come vedete, c'è già un sistema di registrazione, quel rullo era un posto dove si metteva la carta affumicata. Io ho avuto la fortuna di vedere affumicare la carta da un collega che ha imparato a farlo da colleghi antichi, diciamo, ed è una cosa molto particolare. C'è una candela che emette del fumo grasso, un foglio viene fatto ruotare sopra questa candela, si riempie
di questo nero fumo e a quel punto è pronto perché un pennino graffi via il fumo, lasciando appunto il segno che poi è il sismogramma. Dopodiché, e questa era la cosa più importante, bisognava fissarlo con una lacca, altrimenti ovviamente si deperiva con il tempo. Ecco, quindi qui c'è un'apparecchiatura di registrazione, se vogliamo, molto moderna, molto simile a quelle moderne come concetto, ma non ovviamente tecnicamente, e la cosa bella è che sono strumenti estremamente portabili, pesano tutte e due 1000 kg l'uno, cioè queste barre, questi cilindri che vedete pesavano 1000 kg, poi però Vickert ci ripensò, fece anche le versioni leggere, una da 300 e una da 80 kg. Gli strumenti moderni pesano tra gli 8 eti e il 1,2 kg, quindi diciamo una certa evoluzione c'è stata. Questo è uno strumento che ricordiamo non tanto perché tecnicamente sia eccezionale, abbia caratteristiche particolari, certo è uno strumento molto più piccolo di quelli che abbiamo visto precedentemente, ha un concetto di registrazione un po' diverso, registrava con un fascio di luce su una carta fotografica, ma è uno strumento fondamentale perché è lo strumento, con la S maiuscola, utilizzato da Richter per valutare la sua magnitudo. Era lo strumento, uno degli strumenti più rappresentati in California negli anni 30 e quindi venne abbastanza logico per lui utilizzare appunto uno strumento così rappresentato per arrivare ai suoi studi. Una piccola digressione su quanti strumenti c'erano nel secolo scorso. Allora, questo è tratto da un lavoro, vabbè, che ho pubblicato io qualche anno fa, indica con l'istogramma indica il numero di strumenti che erano in funzione in Italia tra il 1890 e il 1950. Va letto in una certa maniera perché è evidente che c'è una crescita degli strumenti verso gli anni, fino agli anni 40, poi la seconda guerra mondiale ha ovviamente fermato tutte le attività, quindi c'è una discesa importante. In realtà questo è il numero di strumenti. Ho indicato erroneamente di osservatori, ma in realtà è il numero di strumenti. Quindi in realtà ci sono, per esempio, negli anni 30, 58 strumenti che però non erano in 58 osservatori. Ogni osservatorio spesso aveva più di uno strumento che veniva utilizzato un po' perché qualche volta nessuno dei due funzionava o tutte e due funzionavano, un po' per controllare le registrazioni fatte dall'uno rispetto all'altro, un po' perché erano due sistemi costruttivi diversi e quindi come è classico e utile nella scienza c'è sempre un po' di comparazione, ho fatto meglio io, hai fatto meglio tu, comunque in ogni caso c'erano già un buon numero di strumenti. Mettiamola da parte questa informazione, però dobbiamo anche dire una cosa di nuovo molto importante, ovvero che questi sono strumenti conservati dentro osservatori, cioè sono dei posti che erano costruiti per altre motivazioni, per esempio per l'osservazione della meteorologia, nella quale a un certo punto hanno deciso di installare anche degli strumenti sismici. Il concetto è molto diverso da quello che utilizziamo adesso. Adesso noi andiamo a mettere gli strumenti dove ci sono i terremoti, non dove c'è un posto perché li possa ospitare. Quindi il concetto è diverso perché l'osservatorio era un posto dove venivano fatte le osservazioni, lo dice il nome. Le stazioni sismiche, quelle che utilizziamo adesso, sono invece le stazioni, sono i posti dove avvengono i terremoti che vogliamo registrare. Quindi vedremo insomma a breve che c'è una differenza importante. Ed eccola qua sostanzialmente, cioè mentre prima c'erano alcuni osservatori nei posti dove fisicamente c'era la possibilità di alloggiare uno strumento, a partire dagli anni 60 cominciamo a mettere degli strumenti dove ci sono i terremoti. Qui c'è una cosa da dire, io vi riempio di curiosità, se divento noioso alzate la mano, andate via. Perché c'è stato questo grande sviluppo? Uno dirà per l'interesse scientifico, ovviamente no. Questo è il periodo nucleare in cui venivano fatte le esplosioni nucleari e gli strumenti sismici erano l'unico modo per rilevare dove si verificava un'esplosione nucleare. Essendo appunto un'esplosione che dà origine a delle onde simili alle onde sismiche, questa idea di mettere tanti strumenti serviva a monitorare quello che facevano i paesi che non dichiaravano le esplosioni nucleari, poi in seguito c'è stato un patto tra di loro, questo problema non c'è quasi più, a parte la Corea che ogni tanto fa qualche attività non consentita. Comunque, a tutti gli effetti, da un punto di vista dello studio del pianeta e dei terremoti, questo passare a mettere le stazioni, quindi gli strumenti dove ci sono i terremoti, fa una grande differenza
E vedete che, pur essendo gli anni 70, abbiamo anche delle stazioni in Artide e in Antartide, quindi evidentemente c'era già una grande volontà, insomma, di conoscere meglio la sismicità mondiale. Ops, scusate. Per quanto riguarda l'Italia, la prima rete sismica, o perlomeno il primo embrione di rete sismica inizia negli anni 60, prima all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, poi in varie altre località, tra cui anche, insomma, con un certo orgoglio, anche la città di Genova, dove appunto c'è stata già da metà degli anni 60, seconda metà degli anni 60, una rete sismica che poi si è molto ben sviluppata e che contribuisce alla conoscenza della sismicità d'Italia. E la situazione è questa: nel 1986 in Italia c'erano 80 stazioni sismiche. Nel 2019 ce ne sono 500. Evidentemente in mezzo c'è stato un impulso alla ricerca, ma anche purtroppo tanti terremoti che hanno suggerito che bisognava avere più informazioni. I pallini, scusate, i quadrati viola sono relativi a stazioni che sono collegate al centro rete in Italia, ma in realtà sono fisicamente su altri posti. Abbiamo scoperto infatti in questi 4 disegni che i terremoti non conoscono i confini, non hanno il passaporto. Quindi un terremoto che avviene, per dire, nella zona della Croazia interesserà anche il territorio italiano, e quindi era stupido o comunque un po' ingenuo mettere le stazioni solo sul territorio nazionale senza chiedere cosa succedeva al di là del confine. La stessa cosa vale naturalmente per la nostra regione con il territorio francese. Queste sono stazioni, adesso dico una cosa che vi spaventerà, sono stazioni velocimetriche, cioè sono stazioni che misurano la velocità con cui vibra il terreno. Ci sono altre 500 stazioni che invece misurano l'accelerazione con cui vibra, con cui si muove il terreno, e la differenza principale è che la velocimetria è di interesse geologico, mentre l'accelerometria è più di interesse ingegneristico. In realtà non sono due mondi separati, si parlano fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, però sappiate, ecco, che diciamo, abbiamo i nostri, non posso fare i nomi perché siamo anche su internet, comunque abbiamo i nostri sistemi di allarme molto pubblicizzati in questi giorni anche a livello diciamo, di controllo della sismicità. Allora facciamo un breve ripasso, perché 2000 anni li ho fatti scorrere velocemente, ma vorrei essere sicuro di essere stato chiaro. Allora nel 132 nasce la sismometria, nella seconda metà dell'Ottocento cominciamo ad avere i primi strumenti sismici all'interno di osservatori meteorologici. Nel 1856 abbiamo questo interessante e importante strumento costruito da Palmieri. Nel 1880 possiamo dire che comincia, io ho messo 1880, in realtà non c'è una data fissa, l'ho scelta io un po' arbitrariamente, diciamo alla fine dell'Ottocento cominciano a comparire le prime registrazioni sismiche. Voi vi immaginate quello che fanno vedere in televisione, no? Invece erano queste, quindi quelle carta fumicata, per chi sa insomma di che cosa c'è dentro, ci sono splendide, interessanti informazioni, però questa era la qualità della registrazione di quel periodo. Nel 1902 Mercalli, a seguito tra l'altro di un viaggio in Liguria dopo il terremoto del 1887, presenta la sua omonima scala. Quindi a partire dal 1900, in realtà anche qui bisognerebbe, se mi inviterete che non vi ho annoiato troppo, vi racconterò che in realtà c'erano già delle scale per misurare l'intensità dei terremoti, ma Mercalli ha messo a posto degli studi che già c'erano e ha reso questa misurazione dell'intensità molto più efficiente. Nel 1935 nasce la magnitudo, quindi nasce la sismologia moderna, nel senso che a questo punto sappiamo dire bene, in modo adeguato, quanto un terremoto è stato forte, perché prima vedevamo soltanto quanti danni aveva fatto, ma senza sapere quanto forte era stato, mai ci torno. Negli anni 60 nasce questo concetto di rete sismica, strumento messo dove c'è il terremoto e non dove c'è l'osservatorio, e negli anni 90 la sismometria digitale che porta a questi strumenti. Questo non è in scala, tanto per dirvi, quell'oggetto che vedete lì è un oggettino che è alto 20 cm, 25 cm, pesa tra il chilo e il chilo e due, o il chilo e mezzo, insomma, dipende, e quindi è ben diverso da quelli che abbiamo visto fino a questo momento. Lo vedete in un esperimento che abbiamo fatto recentemente, inserito all'interno di una scatola dove poi rimarrà a registrare terremoti per periodi più o meno lunghi, e quindi possiamo, ecco, ragionevolmente dire che
La sismometria moderna nasce nella seconda metà degli anni 60. Vi ricordo con che cosa avevamo a che fare in quegli anni. Come vedete, una tecnologia, se vogliamo, molto semplice, anche un po', come si può dire, un po' naif, però insomma, sapete che a partire da quegli anni c'è stato un grande sviluppo tecnologico che ha accompagnato anche la sismometria. Allora, però, se ci fermassimo a queste informazioni, cioè se dicessimo, va bene, usiamo solo i dati strumentali, quelli registrati dai terremoti, avremo una situazione come questa. Questa è un'immagine di un catalogo pubblicato dall'INGV, vi fa vedere tutti i terremoti di magnitudo superiore a 5 registrati per la nostra penisola tra gli anni tra 1960 e 2022. E come vedete ci sono alcune anomalie rispetto alle conoscenze che abbiamo adesso. Per esempio in Liguria non ci sarebbe stato mai nessun terremoto, comunque nessun terremoto importante. Nella zona dell'Adriatico, le Marche, eccetera, pochissima sismicità, nella zona del Lazio e anche della Toscana, poca roba, la Puglia praticamente asismica, ma anche in Sicilia abbiamo poche informazioni. Allora, possiamo anche provare a dire, vabbè, però io da quello che vi ho detto, spero di avervi convinto, c'erano degli strumenti sismici anche agli inizi del Novecento, andiamo a vedere qual è la sismicità se ci spingiamo indietro. Sicuramente avremo un quadro migliore. In realtà no, perché si raffittiscono un po' i punti nei quali ci sono già stati dei terremoti, cioè ci sono stati dei terremoti nella mappa precedente, quindi dagli anni 60, però per esempio la Liguria, che ci interessa, non so bene perché, ma ci interessa, praticamente non avrebbe avuto terremoti. E la stessa cosa vale per la Puglia. Allora, questo problema di incompletezza, tra virgolette, di informazioni, pensate, se l'erano già posti all'inizio del Novecento, in particolare nel 1901, quando questo geografo Mario Baratta compilò il primo abaco, il primo catalogo, la prima serie di informazioni, perché catalogo è una parola moderna, contenente i terremoti di cui era riuscito ad avere informazioni attraverso fonti non strumentali. Nel 1900, come sapete, come avete visto fino ad ora, gli strumenti erano proprio agli albori, quindi non poteva esserci una sismicità strumentale. Ha compilato con un lavoro da grande, insomma, da grande certosino questo libro con 1364 terremoti e ha fatto, insomma, come è giusto che sia, una dedica al professor Giuseppe Mercalli, che sapete, insomma, noto per la famosa Scala, un sacerdote per la cronaca che appunto proprio in quegli anni stava elaborando la sua versione poi definitiva della omonima Scala. Se apriamo la prima pagina di questo libro è una sorpresa, è quasi divertente, perché vi andiamo a leggere che ci sono stati due terremoti molto forti nell'anno 1 e nell'anno 33, in occasione della nascita e della morte di Cristo. Quindi questo ci dice già come per un certo periodo di tempo si mischiavano informazioni di carattere anche molto diverso e in qualche maniera andavano ad inficiare le informazioni scientifiche. Infatti, lo stesso Baratta dice la critica sismologica ad ogni modo non può fare a meno che escluderne l'universalità. Cioè quello che gli era concesso al massimo era dire guardate che magari ci sono stati pure dei terremoti, ma non in tutto il mondo come invece dice nella riga precedente. Cioè questi terremoti sarebbero stati sconvolgimenti non diciamo legati alla natura, ma legati al fatto che appunto è nato e morto Cristo. Su questo abaco ci sono anche delle informazioni che metteremo da parte e conserveremo perché ci sono molto utili. Per esempio, per questo terremoto del 7 gennaio del 1719 si dice che questo terremoto ebbe la durata di un credo, cioè di una preghiera credo, e questo del giugno 27 un'ave. Queste informazioni possono farci sorridere, anzi ci fanno sorridere, però per prima cosa sono motivate dal fatto che gli osservatori e comunque le osservazioni venivano fatte soprattutto dal clero, che evidentemente aveva più tempo, aveva più possibilità di dedicarsi a queste cose e Mercalli stesso, come ho detto, era un sacerdote. Ma vedremo che queste informazioni ci saranno molto utili in seguito. E però non vi faccio nessuna anticipazione. Allora, come si fa allora a ricostruire i terremoti prima che uno strumento li registri? Bisogna usare delle fonti indirette. Allora ci sono
delle fonti che sono davanti agli occhi di tutti perché siamo moderni, la fotografia per esempio. Questa è una fotografia di Diano Marina colpita dal terremoto che ha colpito la Liguria, scusate il gioco di parole, il 23 febbraio del 1887. Ma la fotografia verrà accompagnata qualche volta anche da queste che sono delle cartoline un po' particolari, si chiamano cartoline sismiche. Quando all'interno di un osservatorio veniva percepito un terremoto o addirittura un sismoscopio o un sismometro registrava il terremoto, che succede? Io? Ok, ok, vabbè, succede. È Mercalli che si lamenta, ne ho parlato male, non so. Dunque, qui adesso vediamo se ecco, ingrandiamo, no? Qui ci sono proprio dei campi predisposti dove si descriveva quello che era successo. La scossa, per esempio, era stata di tipo ondulatorio, la direzione della scossa era stata di un certo tipo e aveva avuto degli effetti anche nelle sorgenti, nel mare, nei laghi, nelle pozze d'acqua e così via. Quindi eh, queste erano informazioni che venivano collezionate esclusivamente in funzione di un certo terremoto, le fotografie ovviamente anche. Oppure, vabbè, qui c'è il caso di un terremoto che colpì Zafferana Etnea nel 1894, si tratta probabilmente di un terremoto legato ad un'eruzione dell'Etna. Comunque in ogni caso sono informazioni che però venivano appunto scambiate dopo che c'era stato l'evento. Questa è una cartolina, se andate da qualche rigatiere troverete centinaia di cartoline illustrate di fenomeni sismici, ce ne sono del terremoto di Avezzano, anche del terremoto di Bussana, si vede proprio Bussana distrutta, insomma, un po' macabro, però esistono anche queste informazioni. Però queste sono cose recenti alle quali noi siamo abituati, nel senso la fotografia, seconda metà dell'Ottocento, il telegrafo, fine dell'Ottocento. Quindi, per andare ancora più indietro, dobbiamo trovare delle informazioni che sono state fatte sì per raccontare il terremoto, ma non perché vengano collezionate ai fini della catalogazione, della, come si può dire, della costruzione di un abaco. La maggior parte delle informazioni, o una buona parte delle informazioni, le abbiamo dalle lapidi. Se andate a girare in Liguria troverete tante lapidi, per esempio Bussana si apre con una bella lapide con i nomi di tutti i morti. Sono informazioni che sono utili a capire quanti sono stati gli effetti del terremoto, che vedremo ci servono poi per ricostruire il terremoto stesso. Ci sono poi dei libri che descrivono il terremoto, ma non tanto perché appunto volessero descrivere il terremoto, ma perché non è questo il caso, però vogliono descrivere, non so, la punizione divina, cioè forme di descrizione che non sono nate per raccontare scientificamente l'evento, ma che poi in cui noi troviamo molte informazioni. Per esempio questo terremoto del 1639, per chi pensa che il terremoto che ha colpito l'Appennino centrale nel 2016 sia una novità, in realtà qui è già subito smentito. Guardate quali sono i nomi delle due località che hanno subito maggiori danni, Amatrice e Accumoli. Quindi, voglio dire, la storia si ripete. Poi ci sono delle informazioni che sono indirette, ma indirette nel senso che bisogna lavorarci un po'. Questa che non sono sicuro vediate molto bene è una stampa del 1564 fatta probabilmente per altri scopi, in cui però ci sono informazioni relative al terremoto che ha colpito la Francia e l'Italia in quel periodo. Le informazioni sono che alcune città hanno avuto degli incendi, poi i nomi da lì non li vedete, ma c'è scritto Villaret rovinata, Roccia rovinata, cioè indicano i posti, e si vede la distruzione, posti dove ci sono stati dei danni. Quindi questa informazione è un'informazione fatta, diciamo, un disegno fatto per raccontare forse un evento, ma forse anche no, semplicemente per rappresentare una situazione che a noi poi serve molto. E per esempio ci sono delle informazioni che sono utilissime per noi. Il mare di Genova, definito mare di Genova, estremamente mosso con i pesci che galleggiano. Questo è stato considerato un elemento che ha fatto pensare che a quel terremoto fosse associato anche un maremoto. In effetti è così. Quindi sono informazioni che ci sono utili a, diciamo, a ricostruire una situazione.
tra le informazioni, diciamo, meno così, come si può dire, meno scientifiche, c'è il racconto di Petrarca che dice che Laura si era ammalata a seguito del terremoto che aveva colpito Verona e lei aveva preso la peste per le condizioni igieniche scarse dovute al terremoto. Oppure Ignazio Silone che racconta in molti dei suoi scritti la sua storia e il terremoto di Avezzano. Quindi i nostri colleghi vanno a cercare davvero in posti che noi, insomma, in cui noi magari non andremo mai. Allora, questo è un catalogo con i terremoti invece degli ultimi 2000 anni. Quindi è lo stesso catalogo che vi ho fatto vedere prima. Come vedete la situazione è molto cambiata, la Liguria è piena di questi rettangolini. C'è qualcosa anche in Puglia, l'Adriatico non ne parliamo, tutta la costa laziale, non parliamo della Sicilia e della Calabria. Perché noi, grazie a queste tecniche affinate con il passare del tempo, abbiamo uno, se non forse il catalogo di terremoti storici più grande e più completo del mondo. E infatti, non so se Madonna, la cantante Madonna si riferisse al nostro catalogo, però il nostro catalogo è davvero il migliore. Però è anche vero che per noi è stato facile. Noi abbiamo 2000 anni di cultura, abbiamo una storia molto lunga, abbiamo poeti, artisti, scrittori, eccetera, eccetera, quindi in qualche maniera siamo stati avvantaggiati. Come si fa? Andiamo un po' più nel dettaglio. Vi porto a fare un lavoro che fanno i miei colleghi con grande capacità e anche qualche volta con grande devozione ed edizione. Magari qualcuno ci sta guardando e ascoltando e chiedo loro scusa perché renderò un lavoro molto complesso, lo renderò molto più semplice. Allora si prende una località che potrebbe essere stata interessata dal terremoto e si vanno a vedere tutte queste fonti. Si guarda tutto quello che è a livello di atti notarili dentro i comuni, descrizioni, le stampe, fotografie, articoli sul giornale, insomma tutto quello che può aiutarci a descrivere il terremoto. E si fa una descrizione sommaria. Per esempio il paese di Monteverde, in questo terremoto, aveva un castello che era occupato dal re Ferrante d'Aragona. Il terremoto fu così forte che costrinse il re e la sua corte ad alloggiare per alcuni giorni all'aperto. Allora, questa informazione di per sé stessa è descrittiva. Noi la dobbiamo trasformare in un parametro che ci serva ad aiutare a valutare la forza del terremoto e le caratteristiche del terremoto. Lo andiamo a confrontare questa descrizione con i possibili gradi inseriti nella scala proposta da Mercalli. Questa in realtà è una scala rivista, più moderna, in cui tutti gli effetti del terremoto, a tutti gli effetti è associato un grado. E andando a leggere bene ci accorgiamo che non può essere un terremoto di intensità superiore a 6. Perché? Perché 6, 7, 8, 9 parlano di molti danni. In quella descrizione i danni non ci sono. Ci sono percezioni ed effetti, ma non danni. Quindi il nostro terremoto deve sicuramente avere un grado inferiore a 6 per quella località. E andando a guardare le varie descrizioni ci accorgiamo che quella che va meglio, tutto sommato, è una intensità 5. Quindi a quella località attribuiamo un'intensità 5. Prendiamone un'altra in osservazione. Buccino, che è un altro paese segnato da quel cerchio blu. A Buccino il terremoto causò gravi danni all'abitato e sono ricordate in modo generico delle vittime. Torniamo alla nostra scala. Questa volta deve essere per forza superiore a 6 perché ci sono stati dei danni e andando a guardare tra tutti i possibili effetti troviamo che tutto sommato va bene il grado ottavo. Facciamo questo lavoro, ecco qui semplicemente vi faccio vedere la stessa cosa vista prima in maniera un po' più simpatica da un punto di vista grafico per convincervi che davvero era così. Vedete, al grado ottavo c'è rovina parziale di qualche edificio e qualche vittima. Esattamente la descrizione che abbiamo fatto per Buccino. Quindi se facciamo questo lavoro per tutte le località di cui abbiamo informazioni, costruiamo tutti questi pallini, ognuno di questi pallini ha una intensità diversa, partendo dal presupposto abbastanza intuitivo, abbastanza logico, che il terremoto fa più danni nei paesi che sono vicini al punto in cui il terremoto si è verificato e piano piano ci si allontana,
possiamo fare, avendo questi pallini, una costruzione grafica, utilizzare degli algoritmi e qualunque altra forma che ci permetta di utilizzare questi dati. Alla fine, quella stella che vedete al centro è la posizione ipotizzata per il terremoto. Quindi, utilizzando delle informazioni indirette, abbiamo definito questo terremoto e abbiamo anche detto dove si è verificato. Non abbiamo ancora detto quanto è forte, perché il concetto di magnitudo è un concetto che ha bisogno di una misura strumentale, ma pensate che in realtà riusciamo anche a fare questo, quindi senza avere uno strumento riusciamo anche a fare questo. Se mi date 2 minuti cercherò di dimostrarvelo. Questo è un ingrandimento che vi fa vedere, si può fare una costruzione grafica, per esempio si possono unire insieme tutti i punti col pallino rosso, oppure tutti i punti che hanno il pallino arancione e rosso, e quindi si trova una certa, diciamo, una distribuzione quasi concentrica, in realtà non è così. Al centro di questa distribuzione poniamo il terremoto. Ok, dicevo però che così abbiamo definito le caratteristiche del terremoto, ma non abbiamo definito la forza del terremoto. Noi invece vogliamo sapere se quell'area è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6 piuttosto che 7, perché poi farà per noi la differenza. Quando dovremo ricostruire anche nel futuro a Buccino, dobbiamo sapere se il terremoto più forte di quell'area è magnitudo 6 o 7. Ma per definire la magnitudo è assolutamente necessario avere qualche forma di quantificazione del terremoto. E pensate un po' dove l'andiamo a trovare? In quelle definizioni che vi avevo dato prima. Ah, scusate, non c'entra adesso. Vi ricordate che vi avevo detto il terremoto è durato un credo o è durato un'ave? Allora, se voi recitate un'ave, mettendoci anche un po' diciamo, l'aspetto psicologico della paura che può essere, che può prendere chiunque, la realtà è che queste definizioni erano date, come vi ho detto, da preti, che quando arrivava il terremoto raccomandavano l'anima a Dio pensando che sarebbe stata la loro ultima preghiera. La recitavano e quindi, facendo un conto di quanto mediamente dura un'ave, sappiamo quanto mediamente è durato il terremoto. Esiste una relazione empirica che ci dice, che ci valuta la magnitudo di un terremoto in funzione della sua durata. Quindi quelle informazioni che sembravano un'informazione, cioè che faceva sorridere, sembrava assolutamente inutile, è un'informazione fondamentale. Un terremoto che dura un'ave avrà una certa magnitudo. Quindi non solo siamo in grado di dire dove si è verificato il terremoto, ma siamo anche in grado di dire qual era la sua magnitudo, ovviamente in maniera approssimata, però ci dà un'idea, e anche qual è stata l'area, diciamo, interessata. Sto andando troppo, sono lento? Vado bene? Ma una decina, ma neanche di minuti e vi lascio liberi. Non è ancora andato via nessuno, quindi vuol dire che... Ok, allora, questo lavoro che fanno i miei colleghi è un lavoro complicatissimo per ovvi motivi. Per esempio, la geografia dell'Italia è cambiata tantissimo. Io ho preso questa per rappresentarvi, però voi sapete che i comuni non esistevano fino al Medioevo, quindi andare ad attribuire un terremoto ad un certo comune vuol dire fare un certo tipo di studio, vuol dire andare a vedere dei documenti scritti in latino, vuol dire andare a vedere dei documenti che parlano di posti che adesso di cui non abbiamo contezza, il Granducato di Toscana piuttosto che lo Stato Pontificio. Anzi, sappiate, ve lo dico, ma non c'è tempo adesso, che l'unità d'Italia è stata conseguenza di un terremoto, ma non c'è tempo e non posso raccontarvi. Tutte queste informazioni concorrono a questa carta. Questa è, se mi dovessero dire come definiresti questa, io lo definirei la carta. È la carta di pericolosità, cioè la carta che indica a quali scuotimenti, cioè a quale movimento è soggetto ogni comune del nostro territorio in funzione di quei colori che sono lassù, dal grigio al viola. Questa carta è una carta molto complessa, anzi, questa per essere precisi è una carta di pericolosità. È una carta che è stata ottenuta con uno studio molto complicato, sul quale non voglio andare a tediarvi perché è noioso, però ha un vantaggio molto importante. Cioè tutti i punti su questa carta sono stati ottenuti tutti nelle stesse condizioni. Quindi è una carta che ci permette di comparare una comune con l'altro. Quindi al di là di quello che è dichiarato in assoluto, cioè che tutta la zona dell'Appennino, della Sicilia, eccetera, eccetera,
sono probabilmente sono stati e saranno probabilmente nel futuro soggetti a terremoti piuttosto forti. Vedete che i calori sono tra il viola e l'azzurro, però ci dicono anche che la sismicità di questa parte della Toscana non è comparabile, perché è di qualche ordine di grandezza inferiore a quella appunto della Sicilia o della Calabria. Allora, facciamo davvero tutto bene? Sì, davvero, questo catalogo è veramente buono, ma non possiamo superare i limiti che sono insiti in un metodo che non è fatto, appunto, le descrizioni non sono fatte per descrivere il terremoto. Petrarca voleva fare delle poesie, non voleva, o comunque degli scritti, non voleva raccontare il terremoto. Quindi vengono fuori un po' di problemi su questa ricostruzione. Vi ripeto, io ci credo, questo catalogo è molto bello e molto valido, però viene fuori che la prima considerazione da fare, banale, è che i documenti con cui si descrivono i terremoti con il passare del tempo, cioè andando indietro nel tempo, scompaiono. Si tratta di carte, stampe, mappe, fotografie che il tempo fa deperire, perché gli archivi bruciano, perché arriva un'alluvione, perché la carta si rovina. E infatti questo si vede, perché se vedete, questa parte, cioè dal 700 ad oggi, è completa. Ci sono informazioni su tutte le magnitudini. Ecco, questo grafico insomma, è semplice da capire, ma ve lo illustro. Ogni pallino indica un terremoto contenuto nel catalogo che vi ho mostrato prima, in funzione del tempo in cui il terremoto è avvenuto e della forza, della magnitudo che è sull'asse delle ordinate. Quindi vedete che qui è tutto ben rappresentato. Ci sono tutti i terremoti da magnitudo 7 a magnitudo addirittura 3, in maniera molto, molto frequente, c'è un nugolo di terremoti. Mentre quando andiamo indietro nel tempo, vedete per esempio per l'anno 1000, è possibile che tra il 1000 e il 1200 o il 1100 non ci sia stato neanche un terremoto di magnitudo 6, 7? E che tra il 1200 e il 1300 non ci sia stato un terremoto di magnitudo 7, che tra il 1350 e il 1500 non ci sia stato un terremoto. Evidentemente questo catalogo, per quanto, ripeto, sia un bel catalogo, non è un catalogo completo. Quindi di questa informazione bisogna tenere conto. Questo soprattutto ci dà un problema, non tanto nella carta di pericolosità, quella mappa che vi ho fatto vedere prima, che tiene già conto del fatto che questo catalogo non è completo, ma in quello che noi sismologi definiamo il tempo di ritorno. Attenzione che qui è una definizione molto, molto, come dicono gli inglesi, tricky. Tempo di ritorno, uno pensa, ogni quanti anni viene un terremoto, vero? Per esempio, in questo caso il tempo di ritorno è 255 anni, ma non c'è nessun terremoto che rispetti i 255 anni. Ci sono 4 terremoti in 1020 anni e questi due sono molto vicini. Quindi il tempo di ritorno però ci dà un'idea di quante volte in un periodo di tempo si può verificare un terremoto. È una grandezza astratta, è proprio statisticamente un'informazione. Non possiamo dire al 254esimo anno andiamo via perché arriva il terremoto, perché non è così. Il terremoto potrebbe non venire, ci sono esempi, o potrebbe venire 2 volte negli anni successivi. Ricordatevi questo concetto però. Poi un altro problema, veloce, veloce. Per alcuni terremoti ci sono informazioni scarse. Per esempio, vedete, questi pallini, cioè le intensità per le varie località, sono allineate lungo una linea. Quindi è molto difficile dire davvero dove è stato il terremoto. I miei colleghi l'hanno messo lì, ma non è necessariamente detto che sia lì. Alcuni casi limite, per il terremoto c'è una sola informazione, quindi l'informazione e il terremoto coincidono. C'è soltanto una descrizione per quella località lì e il terremoto viene messo lì, ma ovviamente questo non è accettabile. Quindi esiste davvero quel terremoto? Era davvero lì? Quindi i problemi, fino a questo momento ho detto delle cose belle, i problemi sono intanto che c'è una soggettività, nel senso che un collega valuta le informazioni che ha e dice quel terremoto aveva un'intensità 6, un altro, sesto grado per essere più precisi, un altro invece dice no, secondo me, leggendo così, secondo me è un settimo grado. E quindi sono usciti fuori questi cosiddetti mezzi gradi, cioè quando c'è un po' di indecisione, invece di dare sesto grado o settimo grado, si dà tra il sesto e il settimo, che mette un po' d'accordo tutti, ma scientificamente è inaccettabile. Il terremoto era di grado sesto o di grado settimo, non può essere uno o l'altro. Poi non ci sono le sequenze sismiche nei cataloghi, quindi se vengono 25 terremoti o ne viene uno solo,
nel catalogo finisce solo quella, la scossa più importante. Fa una differenza perché viene cancellato il cumulo sugli effetti, degli effetti sui costruiti. Se viene un terremoto, vi ricordate la famosa, il crollo della Basilica, no? I pompieri erano entrati dopo la prima scossa, ne era venuta una successiva che aveva distrutto la chiesa. Se noi guardassimo alla distruzione della chiesa e attribuissimo la distruzione a un solo evento, come si fa in questi cataloghi, ne sceglieremo uno dei due. Non è così, è la somma di due effetti successivi. Non c'è alcuna informazione sulla profondità. Sapere che un terremoto era profondo o sotto i nostri piedi fa una grande differenza, scientificamente parlando. Ma noi non possiamo ricostruire questa informazione con i dati che abbiamo lì, e poi la magnitudo, come vi ho detto, è calcolata in maniera assolutamente indipendente dalle misurazioni storiche, dalle misurazioni strumentali, quindi davvero è molto indecisa. Questo l'ho già detto, faccio soltanto, davvero se mi concedete solo un minuto, per farvi capire un problema che abbiamo fronteggiato noi liguri. Voi non lo sapevate, ma l'abbiamo dovuto affrontare. Sapete che nel 2022 c'è stato un terremoto a Bargagli di magnitudo 4, l'abbiamo risentito praticamente tutti, c'è stato un bel caos mediatico. Tutti noi, tutti i sismologi d'Italia, me compreso, abbiamo dichiarato è un caso raro o addirittura unico. Non ci sono stati terremoti in quell'area. Perché? Siamo andati a vedere i famosi cataloghi di cui Madonna porta orgogliosamente la maglietta, e abbiamo visto che nella zona di Genova abbiamo in quei cataloghi un terremoto nel 1924 in mare, 4 terremoti nella città di Genova, sui quali abbiamo molti dubbi, perché per esempio quello del 1536 dice che Santa Maria di Castello è stata completamente distrutta. Ora, se questo fosse vero, dovremmo avere delle evidenze che la chiesa è stata ricostruita, e non ci sono. Quindi, però, stendiamo un pietoso velo. E poi ce n'è uno che però è lontano, è quello del 1767. Questa è l'area colpita dal terremoto nel 2022. Quindi, affermazione corretta, non ci sono mai stati terremoti, perlomeno con le conoscenze che abbiamo, per quell'area lì. Poi siamo andati un po' a vedere e abbiamo scoperto che il terremoto del 1924, quello che avete visto col il quadratino nel mare, in realtà aveva ballato un po' nei vari anni, era stato spostato in varie località. Allora ci è venuto il dubbio di dire, non è che magari abbiamo informazioni non complete, non corrette. Quello in rosso è il terremoto di Bargagli, quello del 2022. Ok? Siamo andati a cercare informazioni, questa volta non indirette, ma dirette. Siamo andati a vedere in quel database che contiene informazioni strumentali per gli ultimi 100 anni, che spesso vengono considerate di seconda priorità e di seconda qualità, e siamo andati a trovare che il terremoto del 1924, che originalmente nel catalogo è in una di queste 3 posizioni, in realtà utilizzando 2 metodi diversi, ma gli stessi dati, viene a sud o a nord del terremoto di Bargagli. Questo apparentemente non è un risultato eclatante, ma in termini di tempi di ritorno ci dà un'informazione importante. Cioè, appunto, applicando il concetto, l'addizione di terremoto, tempo di ritorno, quella area non ha un tempo di ritorno di 2000 anni, ma di 1000, perché ci sono stati almeno 2 terremoti negli ultimi 2000 anni, o addirittura ogni 500 anni se prendessimo come riferimento 1000. Ora, la zona di Bargagli ha un'importanza particolare, non tanto perché, diciamo perché c'è stato il terremoto, ma perché è una zona dove ha una densità abitativa non indifferente, dovuta al fatto che molti hanno la seconda casa o la casa dei genitori in quella zona. Quindi assume un'importanza particolare anche alla luce di un terremoto di magnitudo così contenuta. Bene, io ho finito. Se qualcuno è interessato a qualcuna delle cose che dico, può scansire questo QR, vi porta al mio canale YouTube, ci sono varie informazioni, vari video, e vi racconto anche come mai l'unità d'Italia è dovuta ad un terremoto. Grazie.
Allora, vi siete mai chiesti come mai Pisacane è partito nel 1857, è andato, l'hanno mazzuolato, la famosa spigolatrice di Sapri, erano 300, erano giovani forti, senza ottenere alcun successo. 3 anni dopo parte Peppino, Garibaldi, altrimenti detto Peppino, parte, va là ed è un... Ah, è arrivato Peppino, Peppino portaci, uniscici. In mezzo c'è stato un terremoto nella zona della Basilicata che ha colpito la Basilicata e la Campania, facendo enormi danni, un terremoto di magnitudo superiore a 7, e i Borboni, che erano già un po' nei problemi loro, si sono praticamente completamente dimenticati o non hanno fatto niente per aiutare la popolazione, che allora ha pensato, beh, mettiamoci, aggreghiamoci a qualcun altro che magari ci aiuterà. E quindi in realtà il motivo è semplicemente che quando Garibaldi è arrivato erano stufi dei Borboni e hanno capito che il modo migliore per liberarsene era a questo punto cambiare giacchetta. Poi che avevano fatto un buon affare, questo non lo sappiamo, però. Bene, allora, vabbè, le domande, ringrazio Stefano che ci onora di essere anche accademico, quindi Grazie. e chiedo, vabbè, un po' di domande ci sono già, ma se ce ne sono ulteriori perché effettivamente... Sì, la differenza di Sì, funzione degli strumenti che misuravano o la velocità o l'accelerazione. allora la differenza sta semplicemente nel fatto che, dico un concetto di fisica semplice, in un caso è la derivata prima del movimento. Il movimento del terreno è praticamente impercettibile, anche se poi a noi sembra un movimento, quindi sarebbe molto difficile registrarlo. Per cui registriamo una sua grandezza, in qualche maniera, una sua, come si può dire, una sua variabile. Quindi misuriamo o la velocità o l'accelerazione. Quindi semplicemente gli strumenti accelerometrici sono sensibili all'accelerazione, non alla velocità, ma la vera differenza è il fatto che gli strumenti accelerometrici possono sopportare, tra virgolette, proprio perché registrano una grandezza che è, diciamo, diversa, possono registrare e sopportare movimenti molto marcati. Quindi possono stare anche molto vicino a un terremoto, dove la magnitudo è anche molto alta, restituendone un sismogramma utilizzabile, mentre i velocimetri andrebbero, come si dice, clippati, cioè sarebbero illeggibili, sarebbe impossibile vedere le oscillazioni del terreno. Quindi la differenza è sia costruttiva che di utilizzo. Inoltre gli accelerometri, per come vengono utilizzati in senso ingegneristico, servono anche per vedere come un edificio reagisce al terremoto. Si mettono diversi accelerometri a diversi piani di un edificio per vedere qual è lo scuotimento differenziale nei piani superiori rispetto a quelli più bassi e quindi poi intervenire sull'edificio o sulla costruzione dell'edificio. Velocità avevano una funzione diversa. Sì, in questo senso, nel senso che la registrazione di tipo velocimetrico è più adatta per scopi di tipo geologico, mentre la registrazione di tipo ingegneristico è più adatta, scusi, accelerometrica è più adatta per scopi di uso ingegneristico, però in realtà i due strumenti sono quasi intercambiabili, è possibile passare da uno all'altro con la registrazione derivando o facendo l'integrale, ovviamente, una volta che uno ha la registrazione. Adesso che sono strumenti digitali, ovviamente. Sì, grazie. Beh, sì, il nostro collega è molto specializzato sugli accelerometri. Mi ricordo che ci riempiva la nave per l'Antartide di accelerometri e ogni tanto ci avvertiva di legare tutto perché prendevamo qualche sbandata apposta per misurare il comportamento della nave e tutto il resto. Quindi, anzi, potrebbe essere un motivo di una prossima conferenza, magari. Ecco, sappiate solo per curiosità che ognuno di noi ha in tasca un sismometro, perché il nostro telefono è dotato di un accelerometro, appunto, quindi quando lo facciamo vibrare per girarlo, è un movimento, uno scuotimento che gli diamo noi. Nella realtà, se io lo appoggiassi su questo tavolo e venisse un terremoto, ovviamente l'accelerometro registrerebbe questa. E sappiate anche che Google, se gli avete dato il permesso di utilizzare la posizione, prende la vostra registrazione e in tempo reale
parliamo di frazioni di decine, ma neanche, meno di una decina di secondi, dice dove si è verificato il terremoto utilizzando le stazioni sismiche che ognuno di noi ha in tasca. Visto che mi aveva fatto una domanda sull'accelerometro. Beh, è un bel passo avanti. Sì, Comunque, sì, sì. complimenti per le informazioni storiche estremamente interessanti e che penso abbiano anche diciamo, un'utilità predittiva, cioè permettono, ecco, entro quali limiti, entro quanti limiti. E poi un'altra cosa, poi Sì, così prego. completo, i maremoti. Sì. Quindi, nel passato, Sì. come venivano registrati? Sì. Cioè, Allora, dunque, cominciamo con la prima domanda che è forse meno impegnativa. L'unico modo che noi abbiamo per avere un'idea su dove verranno i terremoti, visto che non è possibile prevederli, la previsione è, lo sapete bene, no? È vero che noi italiani compriamo i numeri da quelli che ce li vendono perché sono sicuramente numeri vincenti e non ci chiediamo come mai non se li giochino loro, no? Però questo è un dettaglio. Quindi noi in Italia, in particolare, vogliamo sempre sapere tutto con un certo anticipo. Non è possibile. Il terremoto è un fenomeno poissoniano, quindi che sparso in una maniera diciamo casuale nel tempo, quindi non ci sono al momento modi di dire quando si verifica un terremoto, però sappiamo quali sono le zone che sono soggette a terremoti. Quindi l'unica attività predittiva è quella di dire, attraverso quella carta che vi ho mostrato con i colori diversi, queste zone sono soggette a terremoti più forti, non più soggette a terremoti. Sono tutte soggette perché sono tutte calcolate secondo un approccio probabilistico, però alcune di quelle, se e quando verranno soggette a terremoto, saranno soggette a terremoto più forte. Quindi l'unica attività predittiva attuale è quella. Poi c'è un sistema, però questo andiamo in una cosa molto complessa che si chiama early warning, cioè un sistema con il quale se si verifica un terremoto, faccio un esempio ad Amatrice, possiamo in teoria dire a Roma, nel giro di qualche secondo, sta per arrivare un'onda di terremoto. È una cosa che è molto, diciamo, è molto futura e molto futuribile. Ovviamente per poterla applicare bisogna che a Roma tutti sappiano cosa fare e tutti ricevano, non so se avete avuto anche voi il vostro telefono IT Alert, ecco, in teoria IT Alert un domani potrebbe servire anche a quello, cioè viene un terremoto per dire a Milano, dico una località che viene poco colpita, al lago di Garda, a Milano escono o si mettono sotto il tavolo perché IT Alert gli dice sta per arrivare un'onda sismica, però il terremoto c'è già stato in realtà, quindi non possiamo prevedere, non possiamo mandare un'allerta dicendo domani alle 8 viene, no, purtroppo non lo possiamo fare. Quindi le uniche forme predittive sono quelle. Certo, questa carta è stata costruita anche con le informazioni di cui ho parlato, quindi diciamo, la relazione causa-effetto è abbastanza chiara. Per quanto riguarda i maremoti, l'unico modo che abbiamo per i maremoti del passato di dire che ci sono stati è osservarne le conseguenze. Per esempio, per la Liguria abbiamo avuto appunto delle descrizioni che dicevano che dopo il terremoto c'è stato un innalzamento del mare e una inondazione delle onde. Perché in realtà abbiamo anche, cioè, un modo per misurare la forza del maremoto, ma non per dire che c'è stato il maremoto, è quello di avere dei mareografi, cioè degli strumenti che sono in grado di registrare l'innalzamento del mare legato però a tanti fenomeni, semplicemente al vento che increspa, sappiamo, i cavalloni, eccetera, o alle maree. Quindi la misura del maremoto, una volta che è avvenuto, si può fare attraverso vari strumenti. Adesso ci sono delle boe ondametriche, ci sono i mareografi in costa, ci sono i satelliti che misurano anche increspature relativamente piccole del livello del mare, insomma abbiamo molti strumenti, però nel passato ovviamente questi strumenti non c'erano, quindi in realtà poi c'era la semplice osservazione e una quantificazione attraverso i mareografi. La rassegna storica che hai fatto vedere, Sì. per quanto riguarda la regione Napoli, Sì. Campi Flegrei, eccetera, esistevano, no, ho visto che c'era un addensamento di Sì. punti, ma diciamo è abbastanza vecchia la segnalazione di danni o di terremoti in questa zona? Allora,
della descrizione dell'attività dei Campi Flegrei e del Vesuvio in generale. Sappiamo che la prima, diciamo, di quell'area, ecco, non nei Campi Flegrei in particolare, la prima descrizione del 79, Plinio con la sua, appunto, racconto di quello che accadde. Quindi abbiamo informazioni che vanno molto, molto indietro nel tempo. Per la cronaca, lo ricordo a chi volesse saperlo, il Vesuvio è l'unico, diciamo, l'unico elemento, l'unico soggetto che ha fermato la guerra, perché nel 1944, a seguito dell'eruzione che colpì Napoli, furono 2 giorni di interruzione della seconda guerra mondiale nella zona di Napoli. Si dice che gli americani abbiano avuto, diciamo, un occhio di riguardo verso la popolazione napoletana. La realtà è che c'era così tanto cenere sugli aerei che non si alzavano, e quindi interruzione forzata. Grazie. Prego. La carta di pericolosità che ha mostrato, che grado di stabilità ha nel tempo? Cioè, immagino che sarà aggiornata periodicamente, no? Bella domanda, ok. Assolutamente sì. Come potete immaginare, in questa carta ci sono tanti ingredienti. La tecnologia cambia, le conoscenze cambiano, i cataloghi cambiano, perché in questo momento, mentre io mi sono piacevolmente intrattenuto con voi, qualche collega magari ha aggiunto o qualche terremoto o qualche informazione al catalogo, quindi dovrà essere aggiornata. La normativa italiana lo prevede, infatti è in elaborazione una carta che è un'evoluzione di questa, che quindi tiene conto di nuovi studi e di nuove informazioni. Quindi sì, la risposta è sì, questa carta è al momento la carta vigente. In futuro potrebbe essercene un'altra, ce ne sarà un'altra che tiene conto di tutti gli studi che sono. Questa carta risale ai primi anni 2000 sostanzialmente, quindi a tutto quello che è successo in mezzo e che eventualmente ha portato nuove informazioni per variare questa carta. Questa carta, tra l'altro, ha un valore, diciamo, oramai un po', diciamo, divulgativo, no? Perché in realtà la pericolosità per costruire, per esempio, un edificio va calcolata punto per punto in maniera, diciamo, precisa, valutata per quel punto. Quindi questa carta serve come, diciamo, come elemento di ingresso, ma poi in realtà il calcolo va fatto punto per punto. Quindi è una carta di riferimento, ma che ha poi dei fattori conservativi. Questa carta viene utilizzata in certe condizioni, poi ci sono dei fattori conservativi che aumentano, diminuiscono le accelerazioni che vediamo lì in funzione del tipo di costruito, della durata del costruito. Insomma, andiamo in un campo che è prettamente ingegneristico e non voglio dire cose che non sono di mia competenza, però chiaramente la carta così com'è è soggetta a cambiamenti dovuti al fatto che ci sono ci sono e ci saranno nuove informazioni. Volevo soltanto aggiungere un commento a questa carta, perché parzialmente è colpa mia se quella esiste. Ma comunque, al di là di questo, quel tipo di carta è stata la base della classificazione sismica del territorio nazionale, che è partita dal 2000 al 2003. Quindi le leggi che attualmente regolano la possibilità di costruzione nelle diverse località è basata prioritariamente su quel tipo di mappa. Quella è diventata legge con, diciamo, con modificazioni che sono riguardanti soltanto a un'ipotesi che l'accelerazione che noi misuriamo sia su terreno orizzontale e omogeneo. Dal punto di vista scientifico ed tecnico deve essere anche considerato quali possono essere gli effetti di risonanza o di risposta del suolo in fase costruttiva. Cioè bisognerebbe se si vogliono fare degli impianti di un certo livello, di una certa importanza, studiare la geotecnica locale e in modo da fare uno studio su come si può comportare il terreno sotto l'effetto di quel dato tipo di accelerazione. Quindi questo è
il dato ulteriore che deve essere in qualche modo inserito nella classificazione stessa. Quindi quello rappresenta, diciamo, io la chiamo la mappa del terrore, perché mette in evidenza la parte dove maggiormente c'è la maggior probabilità che possano avvenire terremoti di alta intensità. Però questo non esclude che anche dalle altre parti questi possano avvenire. Chiedo scusa, non è la zona dove c'è la maggiore la carta è equiprobabile. A parità di probabilità si parla di periodi di ritorno, sulla base di quella la carta, ma misurato per un periodo di ritorno di 500 anni. Quindi poi imponendo che ci sia un periodo di ritorno di 500 anni, su quella definizione che è stata data precedentemente, si ottiene un certo tipo di valore di rappresentazione. Se può in pochi minuti dirci la differenza tra la scala Mercalli e la scala Richter che ogni tanto alla radio si sentono citare. Grazie. Volentieri, perché è una delle cose nelle quali cadiamo spesso nell'equivoco e soprattutto i giornalisti fanno un po' di confusione. Allora, la scala Mercalli misura l'intensità di un terremoto, cioè va a vedere le conseguenze di un terremoto su costruiti, persone e cose. Quindi, tanto per dirle, ho mostrato qualche definizione, no? Crollano delle case, scompare l'acqua dalle sorgenti, gli animali scappano. Le persone sono spaventate e sentono vibrare il terreno. La magnitudo invece è una misura strumentale del terremoto, quindi legata ad una registrazione sismica per la quale Richter appunto utilizzò tutte le registrazioni che aveva per calibrare la quale utilizzò tutte le registrazioni sismiche che aveva a disposizione in California. Quindi praticamente per poter definire la magnitudo è necessario registrare il terremoto e poi fare alcune operazioni sulla registrazione. Ne basta una sola per essere precisi, mediamente ne abbiamo molte di più a disposizione, quindi facciamo una media. Le due cose non sono direttamente legate perché sono due concetti molto diversi. Per capirci, ci sono numerose intensità per un terremoto, ma una sola magnitudo. Faccio questo esempio che faccio, perdonatemi se ai bambini, perché secondo me è molto intuitivo. Se io accendo una radio col volume 10 e mi metto a questa distanza, la magnitudo, ipotizzando che quella sia la magnitudo, che sia un terremoto, la magnitudo è 10 e l'intensità, io sono a questa distanza, sento molto forte, intensità 9 grado. Se mi allontano, la radio continua a emettere un suono a 10. La magnitudo è sempre 10, ma io sono a 2 metri di distanza, percepirò il suono molto più lontano, intensità 7. Se io vado là dietro, ovviamente quello rimane 10, quindi c'è una magnitudo e tanta intensità. Grazie. Vorrei sapere, la causa del terremoto di Bargagli si conosce? Sì, allora è inserito in un contesto, diciamo, dinamico di movimenti, di assestamenti di tutta un'area geologica che si sta muovendo da moltissimi anni e che è legata sostanzialmente, anche se direttamente ma indirettamente, cioè non è il movimento delle due placche, la placca africana che spinge contro la placca europea, però sostanzialmente sì, nel senso che è un'espressione in una faglia di minori dimensioni di assestamenti di queste spinte che continuamente sono presenti. Queste spinte ogni tanto, dopo essersi accumulata una certa energia, rompono, tra virgolette, l'equilibrio tra le rocce, quindi ci sono degli spostamenti che possono essere in verticale, in orizzontale e così via, e possono dare origine ad uno scuotimento improvviso che noi interpretiamo come terremoto. In quel caso una sottoarea che sta ruotando, praticamente è ruotata nel passato e sta continuando ad avere una leggera rotazione rispetto alla posizione iniziale. Beh, faglie ne abbiamo ovunque. Probabilmente lei fa riferimento alla Sestri-Voltaggio, in realtà, che per tanti anni è stata considerata la zona di separazione tra le Alpi e gli Appennini.
in realtà non è così, è una visione un po' semplicistica, però sì, ci sono molte faglie. Molte di queste faglie noi non le vediamo, non hanno espressione superficiale. Noi quando vogliamo finalmente riposarci un po' facciamo un volo sopra la faglia di Sant'Andreas, che come sapete è una faglia di lunghezza insomma importante, 400 km, e si vede. La maggior parte delle faglie nostre, quelle che poi effettivamente danno origine a terremoti, sono nascoste sotto, quindi per studiarle è un po' un gatto che si morde la coda, bisogna che avvenga un terremoto, allora a quel punto, andando a vedere dove si è verificato il terremoto e a che profondità, possiamo ipotizzare che lì sia la faglia e quindi diciamo, facciamo uno studio come mettere, insomma, come se fosse una scatola nera e non sappiamo cosa c'è dentro, a meno che non dia qualche effetto, come nel caso del terremoto. Però faglie ce ne sono moltissime. No, la sestrivoltaggio non è sismica, però lui faceva riferimento ad una faglia. Infatti una delle motivazioni per cui non può essere è anche che non è sismica, tra l'altro. Altre domande? Per quello che concerne l'Emilia, il cui terremoto ha costituito una sorpresa notevole. Allora, in realtà non ha costituito una sorpresa, nel senso che se lei guarda questa carta che è stata fatta prima del terremoto dell'Emilia, lei vede che la zona dell'Emilia non è azzurra, cioè è una zona dove una certa pericolosità era già stata ipotizzata. Lì abbiamo in realtà il meccanismo è sempre quello, cioè noi abbiamo l'Africa che sta spingendo e quindi a causa della frantumazione della nostra penisola in varie aree legate tra di loro da queste faglie, quando questa spinta si esprime, e in particolare su certe faglie c'è questo scorrimento che noi viviamo come un terremoto. Però non è del tutto vero che non era attesa, perché se lei vede l'area, questa carta risale a prima del terremoto dell'Emilia, in realtà quell'area era già in qualche maniera attenzionata, si dice così, no? Per quanto riguarda l'attività sismica. Non so se spero di aver risposto. Bene, se non ci sono altre domande, ringraziamo il professor Solarino. Grazie. E grazie della tua esposizione. Grazie a voi. Così bella. Inquadreremo il Q-Code per avere altre informazioni e magari chiarirci qualche dubbio nostro. Grazie.